Non so neanche io che fine farà questa presidenza. È un posto legato chiaramente al ministro che crea un rapporto fiduciario con chi mi mette lì, però adesso è arrivato il momento, lo dico con molta franchezza, con grande stima anche da parte del ministro Calderoli, è arrivato il momento di fare questa nomina. Da destra a sinistra le sollecitazioni si affollano, ma il ministro Roberto Calderoli per il momento tace. Il comitato di gestione del Fondo dei Comuni di Confine deve continuare ad essere operativo, ma per farlo è necessaria la nomina urgente di un presidente. La vacanza dell'incarico corrisponde all'inattività del fondo. Ci sono tante cose da fare, io non posso fare la straordinaria amministrazione, ma neppure neanche l'ordinaria, e ci sono tutta una serie di bandi che vengono avanti e francamente comincio, ve lo dico con estrema franchezza, a essere un po' in difficoltà. Sabato è stato il PD a lanciare un grido d'allarme e una richiesta rivolta a tutti i comuni di prima e di seconda fascia, oltre che alla provincia, affinché i consigli comunali e provinciale adottino un ordine del giorno che richiami l'attenzione sulla necessità inderogabile di dare continuità gestionale al fondo, che quota 7 milioni e mezzo per i singoli comuni di confine e 27 milioni di euro all'anno per l'area vasta. Dario Bond, presidente uscente, resta in attesa. Non ho bussato le porte di nessuno, quindi alla fine non ho chiesto neanche nulla a nessuno, però adesso ripeto, il territorio, ma non la provincia di Belluno solo, i territori anche delle altre realtà hanno bisogno di avere comunque un assetto.